Un portale web scoperto da una società trevigiana di cyber security vendeva filmati rubati da oltre 2000 videocamere private d'Italia e del mondo, dai centri estetici alle case private, 150 i siti italiani spiati, tra cui 3 veneti. La violazione dei video ripresi in abitazioni e studi sanitari e attività produttive mette in allarme l'associazione dei consumatori pronta alla class action, i consigli degli esperti di sicurezza agli utenti. Giallo a Roncade, il cadavere di un uomo sui 60 anni affiora dal fiume Musestere, una passante lo nota e dà l'allarme al vaglio le denunce di scomparsa nella Marca. Svolta a Montebelluna dopo mesi di tensioni, i bulli in bici diventati un caso nazionale hanno chiesto scusa ad alcuni negozianti insultati a inizio agosto, ieri sera l'incontro con i titolari di un ristorante. A Cornuda i funerali di Massimiliano Chiarellotto, 52 anni, Maci ha perso la vita a bordo del suo scooter nella strada verso casa, chiesa gremita per l'ultimo saluto. Ha assistito a una scena di violenza contro una donna e non si è girato dall'altra parte, è quanto accaduto ieri sera ad Alberto Stefani, segretario regionale della Lega. L'uomo è stato arrestato. A Lido da tutto il Veneto e anche dalla Marca i 400 ragazze e ragazzi, uomini e donne che lavorano dietro le quinte della Mostra del Cinema di Venezia e sognano di diventare attori e salire un giorno sul red carpet. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque questi i titoli, e parliamo ancora una volta di sicurezza violata sul web. C'è un portale scoperto dalla trevigiana Yarix, società di cyber security di VAR Group, una società, un portale web che vendeva filmati rubati da oltre 2000 videocamere private, dai centri estetici alle case private, con prezzi che andavano dai 20 ai $600 a seconda del VIP spiato. 150 siti italiani spiati, tra cui 3 veneti. Tutto alla luce del sole, sul web. Bastava iscriversi ad un gruppo Telegram, pagare dai 20 ai $600 a seconda del VIP da spiare ed ottenere su un portale basato alle isole Tonga la visione di almeno 2000 video rubati in tutto il mondo, dagli studi medici a quelli estetici fino alle case private. Tutto accessibile tramite le normali videocamere di sorveglianza comprate nei maggiori siti di shopping online. A scoprire il reato la società trevigiana di cybersicurezza Yarix di VAR Group, che ha già denunciato i fatti alla polizia postale, mentre faceva delle ricerche per conto di un privato sul caso dello showman Stefano De Martino, ripreso quest'estate in intimità con la sua fidanzata. Video rubato, ovviamente. Essenzialmente erano tutte quante immagini che potevano avere contenuti dall'intimo fino al pornografico. Erano anche classificate sulla base di provenienza geografica, tipologia di contenuto, stanze in cui si trovava la telecamera, per poter poi ricercare meglio questo tipo di contenuto. E questa è solo la punta dell'iceberg. Allora, solo con questo portale sul quale abbiamo fatto questa segnalazione c'erano più o meno 2000 telecamere che erano disponibili in vendita. Di queste circa 150 si trovavano in Italia e almeno 3 si trovavano in Veneto. Questo come ordine di grandezza, solamente per un singolo portale, e ce ne sono sicuramente altri. Un portale la cui registrazione era alle Tonga per rendere più difficile l'identificazione e più improbabile la chiusura o la punibilità. Questo portale non è stato ancora chiuso, infatti noi non abbiamo neanche mai dichiarato qual è l'indirizzo a cui raggiungerlo, perché c'è un'indagine di polizia in corso e queste indagini di polizia, come sappiamo, hanno il loro tempo, che non è immediato, quindi non è che si fa la segnalazione e vengono chiusi. Ma le cose peggiori devono ancora arrivare. La prima è che con una normale ricerca sul web si trova anche questo portale. Assolutamente sì, tanto che anche la nostra identificazione è partita inizialmente da ricerche su motori di ricerca. La seconda è che acquistare delle videocamere per la propria casa non protegge da questo tipo di attacchi. Telecamere che acquistiamo a basso prezzo comunemente funzionano con un sistema cloud, quindi io quando installo l'app per controllare la telecamera in realtà non mi collego direttamente alla telecamera, mi collego a un sistema terzo sul quale la telecamera effettua il caricamento delle immagini in tempo reale che sta riprendendo. Il cloud quindi è facilmente violabile dagli esperti hacker, ma anche l'utente ha la sua parte di responsabilità. Quindi ad esempio durante la configurazione dell'app sul cellulare utilizzo di password banali, utilizzo di password default, non utilizzo di fattori di autenticazione aggiuntivi, tipo il secondo fattore di autenticazione è quello per cui ti arriva un SMS per confermare che sei tu effettivamente la persona che sta tentando il login. Quindi la consapevolezza degli utenti è una cosa su cui è essenziale puntare, insomma, per evitare questa tipologia di rischi. Sul caso sono già scesi in campo la politica e il Codacons, che annuncia azioni legali a tutela degli italiani coinvolti nella vicenda.
Attenzione dunque, attenzione, il web, le trappole sul web. E poi c'è invece il giallo sul torrente Musestre a Roncade, dove nel pomeriggio è stato recuperato un cadavere. I carabinieri stanno risalendo l'identità, si tratta di un uomo tra i 60 e i 70 anni, recuperati anche degli effetti personali. L'allarme poco prima delle 2 del pomeriggio: c'è un cadavere a pancia in giù nel torrente Musestre, alle porte di Roncade, a ridosso del cavalcavia della Treviso Mare. A notarlo un giovane passante, pochi istanti e scatta la mobilitazione. Su M118, vigili del fuoco con il nucleo Speleo alpino fluviale, carabinieri arrivano subito sul posto. Il traffico rallenta, tanti si chiedono cosa sia successo. È solo i vigili del fuoco. Solo un grande via vai. Sì, un gran via vai, sì. Non solo bisogna recuperare il corpo dall'acqua scura e resa melmosa dal maltempo dei giorni scorsi, occorre capirne l'identità e comprendere come sia finito lì dentro. Poco distante, qualche centinaio di metri verso Biancade, una coppia in passeggio con un cane segnala la presenza di alcuni effetti personali su una siepe, 10 euro e un orologio in una busta e poi un paio di pantaloncini e una maglietta. Non ci sono documenti di identità. Tutto viene accuratamente prelevato dai militari in quello che sembra un rebus. Siamo all'altezza dell'hotel All'Orso. Lo stesso titolare ha trascorso mezzo pomeriggio a visionare le telecamere del suo grande parco affacciato sul Musestre. In questa zona non ci sono recinzioni. Noi stiamo monitorando dalle videocamere che sono posizionate nel nostro giardino se riusciamo a vedere se effettivamente questa persona è passata attraverso la nostra proprietà, ma ribadisco che non è assolutamente un nostro cliente. Nel tardo pomeriggio non ci sono ancora evidenze, con i carabinieri che stanno incrociando le denunce di scomparsa degli ultimi giorni. Il cadavere è quello di un 60-70enne rimasto in acqua almeno 7-8 ore prima del recupero. Da un primo esame si escludono segni di violenza, ma non si lascia nulla di intentato, compresi gesto estremo o un incidente. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive. E intanto ci sono le ricerche appunto delle persone scomparse. Non si hanno più notizie da ieri mattina, quando si è allontanato dalla sua abitazione a bordo della sua Fiat grigia. Si cerca Gelindo Binotto, 83 anni, residente a Cairano di San Marco. La segnalazione della scomparsa ai carabinieri di Montebelluna, che invitano tutti coloro che possono avere informazioni utili al suo ritrovamento a chiamare il 112. L'uomo è alto circa 1,70 m, di robusta corporatura, capelli bianchi corti, occhi castano scuri. Al momento dell'allontanamento indossava jeans lunghi, camicia di colore chiaro e sandali. L'auto con la quale si è allontanato ha una targa DX 08117 TR, ripeto DX 081 TR. Questo invece è Francesco Lucchetta, l'abbiamo raccontato anche ieri, il 70enne di cui da 3 giorni si sono perse le tracce e non si fermano le ricerche di Lucchetta. Analisi dei vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero nella zona del porto di Veneziano di Lovadina, all'altezza del sovrappasso dell'A27. In queste ore ricerche ancora attualmente senza esito. Ne abbiamo parlato a lungo nei mesi scorsi, anche nelle scorse settimane. È la vicenda dei Maranza in bicicletta, chiamiamoli i bulli in bicicletta. Ebbene, c'è una svolta di queste ore, dopo mesi di tensione, diventati un caso nazionale. I bulli hanno chiesto scusa ad alcuni negozianti insultati a inizio agosto e anche nei mesi precedenti. Ieri sera l'incontro con i titolari di un ristorante di Corso Mazzini, finiti nel mirino a inizio agosto proprio. Ci hanno detto ciao. Poi si sono girati, sono tornati indietro e ci hanno chiesto se potevano chiederci scusa. Ci hanno dato la mano. È stato grande lo stupore di Angela Follador, titolare del Mare a Monte, che si è trovata di fronte a fine serata i bulli in bici che poco meno di un mese fa avevano insultato lei, il marito e alcuni clienti in un'estate segnata da scorribande, piccole e grandi tensioni, con vere e proprie gincane pericolosissime nel traffico. Un caso, quello dei giovani biker scapestrati di Montebelluna, diventato noto a livello nazionale. Ora quello che sembra un epilogo, un ravvedimento sincero, almeno da parte di 3 componenti di quel gruppo. Secondo me avevano un po' di paura, erano timorosi, perché alla fine sembrano tanto spavaldi, però alla fine parlando assieme sono ragazzi molto
alla mano. Ci hanno detto che loro vogliono chiedere scusa a tutti, che vogliono andare dalle istituzioni, che li aiutino a trovare un posto. Abbiamo chiesto che vengano anche tutti gli altri un giorno, se vengono qui in tutto qua il gruppo per me è una bella cosa, ma anche se ci troviamo con tutti i commercianti dove hanno fatto i casini che hanno combinato. Le nubi quindi sembrano diradarsi, anche se contestazioni e multe accumulate in più di un anno restano. Alessandro Vendramini è il referente del centro storico che più volte ha tentato un dialogo, talvolta molto complicato. Io sono felicissimo di questa cosa, perché come dice un detto, per educare un giovane ci vuole una comunità. Spero che questi ragazzi abbiano compreso ciò che hanno sbagliato. Presto forse per dire che il caso è chiuso, c'è anche chi non si accontenta solo delle scuse e resta in attesa di fatti concludenti. Intanto a Montebelluna i giovani impegnati nel progetto di comunità Go Deep Game lanciano un appello ai loro coetanei biker. Mi piacerebbe che approfittassero delle belle opportunità che ci sono nel nostro territorio invece che restare senza nulla da fare, quindi magari intrattenersi in passatempi poco piacevoli per il resto della comunità. Venite a costruire qualcosa con noi invece che distruggere. A parlare oggi anche il sindaco di Montebelluna Bordina anche su questo gesto delle scuse di alcuni baby bulli. Sentiamo cosa ha detto. Sicuramente un gesto apprezzabile, non scontato. Ciò non toglie ovviamente che nonostante questo gesto alcuni comportamenti che sono contro il codice della strada rimangono pericolosi. Come ho già detto nei giorni scorsi alla stampa, è nostra intenzione incontrare i genitori anche per sensibilizzarli, per spiegare quali sono poi i rischi che corrono questi ragazzi che hanno un talento incredibile da un punto di vista acrobatico, assolutamente sì. Vorremmo fare in modo che venisse valorizzato in altro modo e non in modo ovviamente pericoloso per se stessi ma anche per gli altri. Ecco, questi ragazzini sono tornati a chiedere anche ieri, a dire noi avremo bisogno di un prato, di uno spazio tutto per noi. È anche giusto trovare uno spazio, ma prima vogliamo vedere la buona volontà, vogliamo vedere che questi ragazzi vadano in giro in bicicletta in modo sicuro, perché ciò a cui teniamo di più è l'incolumità dei ragazzi stessi e dei terzi. Quindi faccio un ulteriore appello ai genitori che incontrerò prossimamente per fare in modo di far capire quanto sia importante la vita umana. Noi abbiamo sanzionato una trentina, identificato e sanzionato una trentina di ragazzi, come ho già detto cominciamo a mettere nel territorio, a posizionare nel territorio alcune pattuglie anche in borghese proprio per contrastare questo fenomeno. Tutte le altre cose che leggo su Facebook, queste giustizie un po' fai da te, non trovano assolutamente riscontro, per fortuna. Da Montebelluna a Casale e Casier, dove nella scorsa primavera c'erano stati diversi furti nei locali, i carabinieri hanno denunciato a piede libero un 29enne albanese che era già stato espulso dall'Italia a fine maggio. Un 29enne albanese già espulso dall'Italia con accompagnamento in aeroporto a Treviso lo scorso 30 maggio è accusato del raid di furti subito in primavera da una serie di locali pubblici di Casale e Casier. I carabinieri della stazione di Dosson, che hanno raccolto ed esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a dare un'identità all'autore di quei furti. Il giovane straniero, senza fissa dimora, è già noto alle forze dell'ordine. Nella notte del 10 aprile scorso si era introdotto nella pizzeria Pizze Via forzando una finestra. Lì aveva sottratto il fondo cassa pari a 330 euro. Un mese dopo, il 12 maggio, una vera e propria scorribanda a Casier. Nel mirino erano finiti Osteria del Porto, Osteria Casa Mia e Bar Infinity, da dove erano stati rubati complessivamente 1.000 euro. I carabinieri lo hanno denunciato per furto aggravato e continuato, provvedimento in base al quale non potrà fare rientro in Italia per i prossimi 5 anni. È atteso in serata il colloquio tra l'avvocato Fabio Crea e il suo assistito, il 18enne cubano accusato di aver ucciso il professor Diego Lapen investendolo con l'auto della madre guidata senza patente né foglio rosa lunedì a Villorba. Il 71enne al momento dell'impatto si trovava, lo ricorderete, in sella alla sua bici. Fino ad oggi il giovane, che si trova denunciato a piede libero per omicidio stradale aggravato, ha faticato a parlare. Il suo legale
lo ha sempre definito distrutto e sotto shock. Si resta inoltre in attesa di conoscere la data dell'addio all'insegnante. E invece si sa quando saranno celebrati i funerali di Silvio Fossaluzza, l'anziano che è rimasto folgorato da un fulmine martedì a Francenigo di Gaiarine, una comunità in lutto. Domani alle 10:30 i funerali. Il figlio dice: mio padre era il mio migliore amico. Per l'ultimo saluto a Massimiliano Chiarellotto si è radunata nella chiesa di Cornudo una folla commossa e silenziosa. Maci, come era conosciuto da tutti, ha perso la vita in moto tra Nogarea e Crocetta del Montello. A volte schivo, introverso, sapeva però come farsi voler bene e così l'ha voluto ricordare anche il parroco nella sua omelia. Però nel suo essere introverso comunque ha avuto tante persone che gli hanno molto bene, che siete voi. Nella sua timidezza ha avuto tanti che si sono accorti di lui e della sua presenza. Quindi vi ringraziamo davvero della vostra vicinanza. Una vicinanza necessaria per la famiglia. È stata mamma Ines ad accorrere per prima sul luogo della tragedia. Più volte Maci si era trovato ad affrontare degli incidenti, tutti senza grosse conseguenze, e di questo spesso parlava con gli amici, gli stessi che numerosi si sono radunati per salutarlo quest'ultima volta. Questo era evidentemente il servizio sui funerali a Cornuda di Massimiliano Chiarellotto, Maci per gli amici, che era morto in scooter a Crocetta del Montello. Adesso vediamo invece il servizio sull'addio che verrà celebrato domani alle 10:30 nella chiesa di Francenigo a Gaiarine di Silvio Fossaluzza, folgorato da un fulmine martedì sera. La comunità è in lutto e il figlio che dice: mio padre era il mio migliore amico. Papà era fantastico, insomma, quindi oltre che papà anche come miglior amico, insomma, ecco, quindi gli volevano bene tutti, perché comunque era una persona che faceva tanti lavori a tante persone, tutti lo conoscono. Instancabile lavoratore, nonno affettuoso, papà premuroso. La scomparsa improvvisa a 78 anni di Silvio Fossaluzza, originario di Francenigo, lascia la comunità di Gaiarine sotto shock. Un fulmine a decidere il suo destino. È caduto questo fulmine che in teoria ha preso in parte un po' l'albero e poi ha preso lui che era seduto sul muretto e poi è stato sbalzato dentro nel fiume. Aveva appena portato la sua auto al sicuro dal temporale che minacciosamente si stava avvicinando. Silvio era solito starsene seduto sul muretto di casa la sera a fumare una sigaretta e riposare guardando i campi circostanti e il canale che passa proprio davanti alla casa di via Vistort. Quello molto probabilmente è il momento fatale. Non vedendolo rincasare, la moglie Rinalda è uscita a cercarlo, trovandolo riverso nel canale. Ieri abbiamo avuto qui per casa dalle 7 di mattina alle 11 di sera, penso più di 100-120 persone, insomma, solo a casa. Tu sei una persona conosciuta e stimata? Sì, da tutti, sì, anche fuori paese comunque, quindi è una persona che ha sempre fatto tantissimi lavori per gli altri, anzi era uno che piuttosto lasciava indietro i suoi e faceva quelli degli altri perché aveva proprio questa passione qua, insomma. A dimostrazione dell'affetto e della generosità di Silvio, tutta la comunità si stringe attorno alla famiglia, alla moglie, ai figli Marco, Lucia, Francesco e Gaia, ai due nipoti e ai fratelli Gabriele e Pietro. Torniamo a Treviso, a meno di una settimana dal ritorno a scuola. L'appello del presidente di MOM Giacomo Colladon per i lavori in stazione che rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza degli studenti. Meno di una settimana dal ritorno a scuola, la preoccupazione è legittima. Riuscirà il martoriato sito della stazione a reggere l'urto degli studenti che stanno per riaffollare bus, strade, treni e vie della città? Noi abbiamo rilevato, siamo andati anche con l'assessore Zampese a una verifica venerdì scorso. I lavori erano, a nostro avviso, non proprio in movimento, quindi abbiamo dato le nostre osservazioni, abbiamo dato le nostre perplessità, il nostro pericolo di iniziare il giorno 10 con un'area che magari non sia attrezzata. Io sono passato qualche minuto fa
stavano lavorando, stanno facendo la gettata, quindi mi pare e spero che la cosa si risolva. A giudicare dalla solerzia con cui si sta lavorando la cementificazione del passaggio sotto alle pensiline, il pericolo dovrebbe essere in effetti scongiurato, anche perché i giovani che stanno per invadere pacificamente l'area sono numerosissimi. In quelle ore là, diciamo dalle 7 alle 8, sono 6-7 mila ragazzi che transitano, ovviamente arrivano con il nostro corriere, ma arrivano anche col treno, quindi avere un'area che loro non sono abituati, no? Perché loro sono abituati a arrivare con le navette o con i treni, arrivare direttamente alle fermate. Adesso se arrivano dei treni devo fare un'altra strada, con gli autobus idem, e quindi c'è un'effettiva preoccupazione che questo possa accadere qualcosa che non va bene. La questione è naturalmente la sicurezza. E la speranza è che il giorno 10 siano completamente a posto, perché diversamente avremo delle serie difficoltà, ma soprattutto per problemi di sicurezza dei ragazzi, perché diversamente non saremo in grado di fare un servizio di trasporto pubblico. Ma alternative all'orizzonte non se ne vedono e Colladon resta fiducioso. La promessa è per il giorno 6, che siano terminati 6 e domenica, credo che insomma, visti oggi, credo che sia una data abbastanza certa. Dunque una corsa contro il tempo, questo riguarda gli studenti, poi c'è la questione insegnanti e c'è un caos contratti per quanto riguarda le supplenze, reclami per le assegnazioni, punteggi trascritti in modo sbagliato hanno fatto stracciare il contratto ad alcuni insegnanti che lo avevano appena firmato. Si sono presentati a scuola lunedì pronti a firmare il contratto e prendere servizio come supplenti. È in quel momento che alcuni insegnanti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze hanno scoperto che il posto non spettava a loro. Alcuni insegnanti infatti si sono visti annullare la nomina nel giro di pochi minuti dalla firma appena depositata nelle segreterie dei diversi istituti. Il motivo? Un blocco d'urgenza deciso dall'ufficio scolastico provinciale dopo che tra sabato e domenica erano piovuti oltre 100 reclami per presunti errori nei punteggi delle graduatorie. Un intervento necessario per garantire trasparenza e correttezza, spiegano dall'ufficio. Il blocco è stato fatto per assicurare che le rettifiche fatte dalle scuole fossero state correttamente recepite. Dopo una verifica caso per caso, solo una nomina è risultata errata e quindi annullata. Per tutti gli altri il procedimento è andato avanti regolarmente con lo slittamento però di un giorno. Intanto proseguono le assegnazioni, 1800 quelle dei supplenti e 300 per i docenti di sostegno, ma ancora non basta. Alcune cattedre restano ancora vuote, soprattutto quelle di matematica, fisica e sostegno alla primaria. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Il caro affitti diventa un ostacolo anche per le imprese trevigiane che faticano a trovare manodopera perché i lavoratori rinunciano a trasferirsi in provincia. Troppo alti i canoni e troppo pochi gli alloggi disponibili. La CNA di Treviso è seriamente preoccupata per la situazione che si sta creando per la difficoltà di reperire alloggi per i nostri lavoratori. Il caro affitti frena la mobilità dei lavoratori anche nella Marca trevigiana. Sempre più difficile trovare un alloggio a prezzi accessibili, soprattutto per chi arriva da fuori provincia in cerca di occupazione. È un fenomeno che da anni è presente nella nostra provincia, ma si sta palesando in maniera più forte anche dopo il Covid. Infatti gli affitti sono aumentati circa del 20% da dopo la pandemia. La situazione pesa in modo particolare sui dipendenti con redditi medio-bassi. Quasi metà dello stipendio netto finisce per coprire l'affitto. Il 40-44% dello stipendio va in affitto. Di conseguenza siamo poco attrattivi per la manovalanza e anche per la manodopera anche di alto livello. Non ultimo abbiamo avuto anche il problema degli insegnanti qui in provincia di Treviso che hanno rifiutato appunto il posto proprio per il caro affitti o per la difficoltà di trovare a casa. La CNA chiede soluzioni concrete. L'obiettivo è invertire una tendenza che rischia di trasformare la casa da opportunità a barriera per chi vuole lavorare nel trevigiano. Quello che la CNA propone è quello di avere dei tavoli di concertazione sia con la provincia e sia con i comuni e con
tutte le attività produttive, in maniera tale da concertare degli affitti adeguati e soprattutto anche eventualmente agendo con la tassazione più appropriata, con l'IMU magari a scaglioni, a seconda se un immobile è dato a un residente oppure ad esempio se è dato a un fuoriregione. Appelli che riguardano evidentemente anche la politica e la questione casa. Il tema casa è una questione molto di politica. Di politica parliamo nel prossimo servizio, parlando di regionali, ma non solo. A parlare infatti ai nostri microfoni è Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, che in queste ore è protagonista del gesto che ha consentito l'arresto di un 52enne violento con la moglie. Lui si schermisce, dice non sono un eroe, ho fatto il mio dovere, e poi parla anche ovviamente delle regionali con un'incertezza sul nome del candidato del centrodestra che sarebbe destinata a durare poco. Sentite. Il candidato verrà indicato presto, nel frattempo è importante ascoltare il territorio, ascoltare i cittadini di questo territorio, perché è inutile avere un candidato e non avere un programma. Prima è importante avere un programma, sapere cosa si vuole fare, su quali temi intervenire. 10-15 giorni al massimo, poi quel nome si saprà. Ne è convinto il numero 1 della Lega in Veneto e vice segretario federale del Carroccio. 2 settimane al massimo per sciogliere il nodo atteso da tutto il centrodestra. Chissà. Se fosse un film di Quentin Tarantino ci troveremmo di fronte al più classico degli stalli alla messicana. 3 pistole puntate e il primo che spara rischia di provocare una reazione a catena difficilmente prevedibile. Una delle rivoltelle politiche ce l'ha in mano la Lega, che oscilla proprio tra Stefani e Bitonci, con un nome che resta coperto, quello del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Di nomi ce ne sono tanti, noi siamo al lavoro per costruire liste forti di persone di qualità e che facciano la differenza. Intanto il telefono non smette di squillare, sono i complimenti arrivati non solo dal suo partito per il gesto che lo ha reso protagonista in queste ore, quando, visto un uomo che picchiava una donna nell'auto che lo precedeva lungo la statale Adriatica a Battaglia Terme, Stefani ha inseguito l'auto e chiamato i carabinieri senza mai perdere di vista la vettura, consentendo ai militari di arrestare un 52enne. Uomo di cuore e coraggio, l'ha definito Matteo Salvini. Lui si schermisce, non mi sento un eroe. Ho fatto quello che ciascun uomo dovrebbe fare in una circostanza come questa. Certo, certe volte magari la situazione di pericolo potrebbe istintivamente condurti ad andare da un'altra parte, a non intervenire, magari anche il rischio di beccarti denunce, cose di questo tipo. Però penso che il senso del dovere e il fatto di dover salvare e proteggere comunque una persona venga prima di tutti gli altri rischi, di tutti gli altri pericoli. Quindi credo di aver fatto semplicemente il mio dovere. Ma il segretario veneto del Carroccio non ha molto tempo per i complimenti. C'è Fratelli d'Italia che scalpita e si dice ancora molto fiduciosa per Palazzo Balbi. Insomma, giochi tutt'altro che fatti. Stefani però ribadisce. È una società che cambia e quando la società cambia è importante utilizzare gli strumenti migliori per guardare al futuro del Veneto dei prossimi 20, 30, 50 anni. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Poi troveremo il candidato migliore, la squadra migliore e soprattutto offriremo le migliori soluzioni ai nostri veneti. Tanto nel primo pomeriggio di oggi a Palazzo Balbi l'incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia, alle 15 l'inizio dell'incontro. Si è parlato di Milano Cortina e di infrastrutture, ma anche evidentemente del nodo regionale, ma tutto ovviamente come peraltro ha detto Stefani, è rimandato al vertice di maggioranza di centrodestra, non ancora convocato ma in programma la prossima settimana. Cambiamo argomento. Oggi è la memoria liturgica del beato Giuseppe Toniolo, voluta dalla Chiesa nell'anniversario del suo matrimonio, anche a sottolineare la sua vocazione di sposo, e proprio la figura di Giuseppe Toniolo, economista di Pieve di Soligo, diventato beato per la Chiesa, per il suo pensiero e la sua azione sociale, è stato protagonista l'altra sera all'apertura ai Carraresi della settimana sociale dei cattolici trevigiani. Abbiamo bisogno di una economia che sia a servizio della persona umana e non dei profitti piccoli e grandi. Abbiamo bisogno di un'economia che produca bene per tutte le persone e non solo rendite. Questo è l'appello delle chiese trevigiane nella serata dedicata al pensiero di Giuseppe Toniolo, economista laico divenuto beato proprio per il suo impegno sociale. Piena obbedienza a Dio, servizio a tutti i livelli, una
disponibilità a essere professionalmente seri, competenti. E proprio su questo punto il pensiero del Toniolo è stato ribadito nella serata di studio ai Carraresi per la 38esima settimana sociale dei cattolici trevigiani, è quanto mai punto di riferimento per le attuali classi politiche e amministrative. La necessità di una vita ordinata e di una società ordinata. Pensiamo al disordine di oggi, un disordine che riguarda la vita individuale, la convivenza sociale, le dimensioni internazionali. La vita ordinata è quella che riesce a mettere al centro la persona, i suoi valori, la capacità dei soggetti sociali autonomamente di rappresentare le persone. Un messaggio chiaro non solo ai nostri politici e amministratori, ma dal Toniolo al mondo intero, considerando che nel suo pensiero c'è anche una soluzione per la pace universale. Propose un impero pacificatore del diritto e del diritto internazionale appunto per edificare la pace, e questo oggi è assai rilevante, fondamentale, perché si vedono gli scontri tra nuovi imperi, nuove forze in gioco e una sottrazione, una diminuzione, un'eliminazione del diritto internazionale. Quindi il pensiero di Toniolo ancora oggi è molto vivo e molto importante nel radicare il diritto internazionale, ma anche una cultura della pace che in qualche modo deve permeare anche la democrazia degli stati. Un festival per parlare di Alzheimer non solo come malattia ma anche occasione di incontro e condivisione, 14 tappe in tutta l'Italia e la prima a Treviso sabato. Parte sabato da Treviso il viaggio dell'Alzheimer Fest 2025, la grande festa itinerante dedicata alla prevenzione e alla cura della demenza. L'Alzheimer Fest vuole vedere con un aspetto positivo dell'Alzheimer, è anche un momento dove si parla di Alzheimer ma anche ci si socializza e si cerca anche di divertirsi. 14 tappe fino a Brindisi per diffondere conoscenza, sensibilizzare e soprattutto creare momenti di incontro. Un format itinerante per la prima volta dal 2017, anno di nascita dell'Alzheimer Fest. ISRA, insieme al Comune di Treviso, all'ULSS 2 Marca Trevigiana e ai centri sollievo, ha organizzato la giornata di apertura. Questa manifestazione avrà luogo a Treviso sabato 6 settembre e partirà dalla mattina con dei punti itineranti, Infopoint che sarà Piazza dei Signori, Monte di Pietà, Porto San Tommaso, e addirittura alle ore 10 presso la BRAT, la biblioteca per i bambini, si andranno a leggere dei racconti dove spiegare ai bambini cos'è il decadimento cognitivo. Il pomeriggio ci sarà il clou di questa festa dalle ore 15 in poi presso Borgo Mazzini, dove ci saranno vari stand. Il tema scelto è stile di vita, 14 fattori protettivi per prevenire la malattia, 30 quelli di cura, raccontati in un percorso lungo tutta l'Italia. Adesso un salto alla mostra del cinema, stavolta non per parlare di film, ma per parlare degli oltre 400 ragazzi e ragazze, ma anche uomini e donne che da tutto il Veneto, anche dalla Marca Trevigiana, lavorano dietro le quinte della mostra del cinema di Venezia e che sognano un giorno anche di diventare attori e salire sul red carpet. Sono circa 400 i ragazzi da tutto il Veneto che in questi giorni, assunti da Coop Cultura, stanno lavorando alacremente dietro le quinte dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il successo della mostra è al grido e perciò merito anche loro. Così Benedetta Favaro di Coop Cultura, presieduta da Adriano Rizzi, realtà che segue la Kermesse da circa 30 anni con sede a Mestre, ma operativa nel settore culturale, museale e bibliotecario nelle principali città italiane, tra cui anche Roma e Firenze. È ovviamente un momento molto stimolante per loro, la maggior parte sono giovani, appena diplomati, o ragazzi all'università, ma abbiamo anche persone insomma di tutte le età. Lo staff che coordina il servizio sono circa 5 persone presenti come ufficio Coop Cultura e staff Coop Cultura. Ci occupiamo dell'accoglienza al pubblico della mostra in tutte le sue forme. Esiste ancora la figura del portapellicole che non è stata soppiantata dalla tecnologia. Ci sono anche i portapellicole, lo fanno questa attività, tra l'altro è un servizio che gestiamo tra Biennale e il Comune di Venezia. Parlano i ragazzi tra sogni, fatica e incontri memorabili di questi giorni. Aveva appena vinto la Coppa Volpi come miglior attore Willem Dafoe e l'ho trovato in una saletta, aveva appena ritirato il premio e mi sono avvicinata, ho fatto una foto con lui, quindi questo è un bel ricordo. Ho sempre visto il Lido trasformarsi, diventare una grande metropoli e mi ha sempre emozionata a far parte di questo ambiente.
diciamo, una passione parallela, perché io faccio una cosa più scientifica, però nella vita diciamo, è bello anche fare entrambe le cose. Complimenti ai ragazzi, noi andiamo nel bellunese. Tre i feriti dell'incidente avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 346 all'interno della Galleria delle Anime. Siamo a Cencenighe a Gordino per lo schianto che ha coinvolto due autovetture. La squadra dei Vigili del Fuoco e anche del SUEM proveniente dal distaccamento di Agordo ha provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto interdetto per circa un'ora. A proposito di traffico, ma parliamo di orari scolastici e corse degli autobus, c'è appunto il piano di Dolomiti Bus per l'avvicinarsi ormai imminente dell'inizio della scuola. Presentato oggi al tavolo convocato dall'ente di governo del trasporto pubblico locale il piano di esercizio per l'orario scolastico invernale 2025-2026. Il programma contiene azioni migliorative mirate sulle direttrici principali. L'obiettivo è offrire una rete di trasporto pubblico più capillare, flessibile e aderente alle richieste espresse dalle comunità locali. Quello che come Dolomiti Bus noi vorremmo cercare, e questo in generale, non solo per l'orario scolastico, ma diciamo in generale, di risolvere i problemi prima, no? Quindi ci sono stati tanti problemi che abbiamo avuto come tutte le aziende, lo ribadisco, ci sono anche tanti attacchi che arrivano poi chiaramente chiari e forti nei giornali. Noi siamo qui per lavorare e per rendere migliore il servizio in generale per la popolazione. Il nuovo programma invernale Dolomiti Bus, oltre che presentare interventi mirati che migliorano la connettività tra territori e rispondono alle esigenze concrete di mobilità, ha tra le novità più rilevanti l'introduzione della nuova linea 46 che collega Alano, Fener e Feltre, frutto di una collaborazione strategica con MOM. Nella Gordino la linea 5 introduce una coincidenza pomeridiana con Trentino Trasporti, facilitando gli spostamenti tra Primiero e Agordo. La linea 6 amplia l'offerta mattutina da Tiser verso Belluno, mentre la linea 7 beneficia di una migliore sincronizzazione presso l'autostazione di Agordo. Lo scopo del tavolo era quello di sentire le voci di tutte le associazioni di categoria, del mondo sindacale, del mondo scolastico, recepire quelle indicazioni che ci davano per fare quelle modifiche che possono essere fatte all'interno del quadro orario che Dolomiti Bus ha proposto e che verrà approvato con un atto del Presidente la prossima settimana. Dal piano di Dolomiti Bus al piano per la residenzialità in provincia di Belluno è un tema importante, ci sono dati, c'è un allarme, ci sono dei fondi. Sentiamo. Gli alloggi, effettivamente cominciamo a prendere mano a tutti quegli alloggi vuoti che sono dell'edilizia popolare, che sono tantissimi dati dichiarati. Qualcuno dice ma devono essere ancora ristrutturati, devono essere sistemati, fatelo. Ce lo aveva detto appena ieri il presidente dell'associazione che riunisce i proprietari di case. Oggi una risposta è arrivata a Feltre, dove si è discusso dei problemi dell'abitare in provincia di Belluno, innanzitutto dal Fondo Comuni Confinanti. Daremo ai comuni una grande disponibilità finanziaria, ripeto una grande disponibilità finanziaria nella programmazione dei 3 anni successivi, perché possano nella piena autonomia realizzare una serie di unità abitative per i loro bisogni e anche per quello che serve sul territorio. C'è richiesta da parte di chi mette su famiglia, di chi va a vivere da solo, di chi viene a lavorare nel bellunese. Il trovare casa diventa un problema serissimo, ma per tante persone, non per nuclei specifici di famiglie, persone appunto che cercano di venire qui professionalmente parlando, persone che hanno problematiche, persone fragili e comunque situazioni anche che vedono spostarsi il trend dell'età verso un'età più matura, più adulta, e quindi situazioni magari di monofamiliari oppure situazioni di fragilità, e quindi
un insieme di un tessuto sociale che necessita di risposte. Ormai non vuol dire più riferirsi solo alle aree un po' più marginali, ma vuol dire riferirsi a tutte quelle persone, specialmente quelle che abitano nella cosiddetta, quelle che vivono, che si trovano nella cosiddetta zona grigia, ovvero tutte quelle persone che hanno bisogno di una soluzione abitativa e che oggi il territorio fa fatica a dare in virtù di tutta una serie di situazioni contingenti che si sono venute a creare negli ultimi anni e che determinano appunto una scarsità di alloggi disponibili. Una questione che è sentita e che deve essere affrontata a tutti i livelli, dal comune alla provincia alla regione. Abbiamo tantissimi aspetti diversi che vanno valutati attraverso gli ambiti territoriali e sociali per cercare di dare una risposta non solo a chi si trova in un disagio economico, quindi rientra nelle graduatorie ATER, ma tutta quanta una serie di altre problematiche che sono quelle dell'immediatezza di chi perde l'alloggio, dei giovani che devono farsi una famiglia, delle famiglie monogenitoriali che si trovano in difficoltà, di colui che si trova a dover trovare un alloggio per poter affrontare il proprio luogo di lavoro in una zona dove magari gli alloggi non ci sono. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.